Modiano è un marchio storico di interesse nazionale, è un'azienda che ha oltre 150 anni di storia, è particolarmente nota oggi per la produzione di carte da gioco, ma ha un passato più che centenario e una esperienza nella grafica e nella stampa. Nel 1900 all'inizio ha collaborato con i maggiori artisti europei per lo sviluppo della cartellonistica e della pubblicità di quell'epoca, pezzi che sono ancora famosi e quotatissimi in tutto il mondo. Quindi questa tradizione della grafica e dell'arte ci ha spinto, è un nostro valore e abbiamo voluto rinforzarlo con questa collaborazione. Quindi quando l'Accademia ci ha proposto di partecipare a questo progetto siamo stati molto anche felici, perché abbiamo visto subito le potenzialità in questo mazzo che, come hanno spiegato oggi i ragazzi, è frutto di una ricerca storica, artistica e grafica, però i ragazzi hanno mantenuto uno stile che è molto vicino a quelle che sono le carte utilizzate qui oggi, che sono le carte da gioco trevigiane, e quindi questo mazzo ha anche una potenzialità di inserirsi nel quotidiano delle persone e non è solo un mazzo da collezione. Inoltre per noi è un valore poter entrare sul territorio, sostenere le tradizioni, la storia e portare delle occasioni di gioco sano e di convivialità.